piccolo borgo per un grande evento. Abbiamo con noi Dacia Maraina e ancora un applauso. A nome della compagnia d'Uservo, che col patrocinio del Comune ha organizzato questo evento, porgo il saluto a tutti e il grande grazie per questo pubblico così numeroso. Cervo è piccola ma grande perché ha fatto della cultura il suo fiore all'occhiello. Non siete venuti per ascoltare me di certo, e quindi non voglio rubare tempo preziosissimo, visto che i tempi si sono dilatati oltremodo, e quindi do subito la parola al sindaco per i saluti di rito. Buonasera a tutti, velocemente grazie, mi scuso per quelli che purtroppo sono in piedi, tanta gente. D'altra parte un evento, come ha detto prima la Lina, la presenza di una scrittrice di una caratura internazionale sicuramente lo merita. Io ringrazio a nome dell'amministrazione la signora Dacia Maraini, ringrazio la compagnia d'Uservo e ringrazio la dottoressa Lula per noi, la dottoressa Francesca Lotta, che con il suo impegno, con la sua forza è riuscita a portare qui a Cervo tra noi Dacia Maraini. Grazie e vi lascio. È una grande emozione, è un grande onore per tutti. Allora, Dacia Maraini, sì, è veramente emozionante essere qua con lei. Grazie. Mi piacerebbe, insomma, presentare Dacia Maraini mi sembra veramente superfluo. Penso che la cosa più bella oggi sia ascoltarla e imparare a conoscerla un po' di più. Anche se già attraverso la sua produzione letteraria è possibile capire qualcosa anche della sua vita. Mi piacerebbe proprio iniziare a chiederle qualcosa delle sue radici. In un mondo dove ormai tante volte si parla di identità, mi ha colpito anche un po' la sua famiglia così internazionale, e le sue radici un po' miste, no? Ecco, ci vuole dire qualcosa su questo? Volentieri, grazie intanto, grazie al sindaco, grazie a Cervo tutta quanta, quella che è qui, grazie a Nulla. Dunque, sì, è vero, la mia famiglia è, diciamo, cosmopolita come origine, perché ho una nonna cilena, una nonna inglese, un nonno svizzero, un altro nonno siciliano. Io sono nata a Firenze, però mia madre è mezza siciliana, quindi insomma c'è un po' l'abitudine a considerarsi cittadini del mondo, e da una parte questo può dare qualche inquietudine, però poi ti insegna un po' a pensare in termini ampli, no? Credo che questo sia il buon insegnamento. Io da piccola un po' ci soffrivo, perché avrei voluto chiamarmi Maria invece di Dacia, che è un nome troppo impegnativo, e poi avrei voluto essere come tutti quanti, avere la famiglia del luogo, i nonni del luogo, invece poi è tutto un po' sconclusionato. Però poi ho imparato che anche queste varietà di origini possono essere utili per una crescita, anche per capire. C'è sempre del buono e del cattivo in ogni esperienza, credo che sia così. Comunque, come qualcuno sa, io insomma sono andata in Giappone con mio padre e mia madre quando avevo 1 anno, quindi ho fatto 8 anni in Giappone.
di cui 2 anni di campo di concentramento. Credo che forse questa è stata l'esperienza più drammatica che ha segnato la mia vita. Ecco, certo. Intanto scusate, mi voglio scusare, io sono una persona puntualissima, però il treno ha fatto 1 ora e un quarto di ritardo, quindi devo chiedere. Non mi piace arrivare in ritardo, non mi piace far aspettare le persone, non l'ho mai fatto, però appunto avevamo calcolato tutto molto bene e 1 ora è 1 ora, insomma, è stato fermo, bloccato, perché c'è una linea sola. Ecco, voi lo conoscete. Ecco, la linea sola, per cui bisognava aspettare che passasse l'altro treno, se no non si poteva. Però Dacia, è vero che sei una grande viaggiatrice? Sì, è vero, perché appunto l'ho imparato da piccola, in casa mia si è sempre viaggiato. Mia nonna, quella inglese, che era una scrittrice oltretutto, era una che nel 1912 si è messa uno zaino in spalla ed è partita a piedi a fare il giro del mondo, quindi per capire che ecco, ho delle radici un po' pellegrine. E quindi sì, c'è anche mi piace molto viaggiare. Adesso il viaggio per me è un po' lavoro, è un po' piacere, diciamo che quasi più lavoro che piacere, nel senso che viaggio per lavoro, però poi approfitto per conoscere il paese. No, adesso domenica prossima vado in America a fare un giro di conferenze nelle università, naturalmente approfitto per conoscere qualche altro pezzo d'America che non conosco, e poi così via, tanti altri paesi. Purtroppo molti paesi sono diventati tabù, non si può più andare. Abbiamo la guerra, troppi paesi in guerra, troppi paesi situazioni di crisi, insomma, difficile viaggiare. A proposito di questo primo viaggio a cui hai accennato in Giappone, anzi, prima di tutto, perché tuo padre è andato in Giappone? Come mai proprio in Giappone? Ma perché mio padre è un antropologo, studiava e ha fatto, prima di andare in Giappone, è stato uno dei pochissimi italiani che è andato in Tibet, quando il Tibet era ancora proprio, nessuno ci andava. Lui con Tucci, che era un famoso studioso, è andato in Tibet e poi ha scritto un libro sul Tibet, e quindi naturalmente il suo lavoro lo portava a viaggiare molto. Lui aveva litigato con suo padre, perché suo padre, che era un scultore, voleva che lui prendesse la tessera del fascio, cose che succedono in famiglia. E allora lui non era d'accordo, ma non per ragioni politiche, ma perché era contrario poi alla base del fascismo, che era il razzismo. E d'altronde un antropologo credo che sia un po' difficile che possa essere razzista, un antropologo sarebbe una contraddizione in termini. E quindi ha litigato con suo padre, ma suo padre era naturalmente più anziano di lui aveva visto l'inizio del fascismo, e era poi uno scultore, quindi aveva partecipato al movimento futurista, quindi il futurismo sappiamo che poi è andato verso l'interventismo e il fascismo, quindi lui aveva seguito quella linea lì. Mio padre, che era più giovane, più avvertito, ha visto che quella linea lì portava verso qualcosa di sbagliato, insomma, comunque il razzismo non lo accettava, e allora ha detto no, e poi ha vinto una borsa di studio, una borsa di studio internazionale, e con quello, devo dire molto coraggiosamente, perché con una moglie giovanissima, una bambina appena nata, sono partiti per il Giappone con solo la garanzia di una borsa di studio, non è che c'era nient'altro. E infatti lì abbiamo vissuto in Giappone, devo dire,
Bene, all'inizio benissimo, perché lui era molto rispettato, perché faceva questi suoi studi, perché stavamo a Sapporo, in una zona molto nevosa, c'era la neve per 6 mesi l'anno, e infatti i miei primi ricordi sono tutti di neve. Poi cosa è successo? Nel 1943 hanno chiesto a tutti gli italiani che stavano in Giappone di firmare l'adesione alla Repubblica di Salò, e molti hanno firmato anche se non ci credevano, ma hanno detto vabbè, è una formalità. Invece mio padre e mia madre non hanno rifiutato di firmare, e loro hanno detto: ma sapete che rischiate il campo di concentramento? E loro hanno detto sì. Questo è stato molto criticato da certe persone, da amici e anche da famiglia, però io credo che io invece sono molto grata ai miei genitori che hanno fatto questa scelta, anche se abbiamo rischiato di morire, perché è una scelta idealista. Cos'è l'idealismo? Per me l'idealismo vuol dire essere fedeli a delle idee che si hanno, in cui si crede, e naturalmente essere disposti a rischiare, perché essere fedeli a delle idee quando non si rischia niente va bene, ma voglio dire è più facile. Quando difendendo le proprie idee si rischia qualcosa, ecco lì si prova il proprio idealismo, e direi che i grandi idealisti sono quelli che hanno difeso le proprie idee a costo a volte di rischiare la vita. Non so, per esempio, faccio un esempio, mi ricordo che mi ha molto colpito, quando una intervista di Falcone con una giornalista francese, no? Forse l'avrai letta, che lei gli diceva: ma non ha paura? E lui dice: sì, ho paura, perché le persone normali hanno paura, no? Cioè il coraggio non consiste nel non avere paura. Questo dice Stendhal in un bellissimo racconto in cui dice che il suo protagonista non era coraggioso perché era semplicemente un incosciente. Invece la persona coraggiosa è quella che conosce i pericoli a cui va incontro, però lo fa lo stesso. Questo è il coraggio. Ecco, e in questo caso io credo che loro hanno avuto un gran coraggio a accettare il rischio del campo di concentramento, ed è stato per me un esempio, una lezione piccola, no? Quando... Io avevo 6 anni, una lezione di vita. A proposito immagino che tu abbia dei ricordi, no, di quegli anni. Volevo chiederti che rapporto hai con i ricordi. Con la memoria? Sì. Guarda, io non sono una molto di buona memoria, anzi ho una pessima memoria. Mi ricordo che Platone racconta, a un certo punto parla della memoria e dice che ci sono 3 tipi di memoria. Una incisa nella pietra, che è quella che non si cancella mai perché è incisa nella pietra, però ne può contenere poca perché una pietra insomma è ingombrante. Poi c'è la memoria incisa nella creta, che però basta un po' d'acqua, si scioglie. E poi, questa è la cosa più poetica che mi ha colpito molto, dice: c'è una memoria che è come un albero su cui si posano gli uccelli, che poi sarebbero i ricordi. E allora questo tipo di memoria è molto vivo, perché gli uccelli sono vivi, no? Però non si può comandare. Ecco, io mi riconosco in questo tipo di memoria, nel senso che io ho una buona memoria, ma quando vuole lei. Cioè, quando arrivano gli uccelli che si posano sui rami, la memoria c'è. Poi però basta un refolo di vento, questa memoria scompare e io rimango lì senza memoria. È vero che a Moravia non interessavano tanto i ricordi, non gli interessava tanto il passato? Il suo passato, perché poi lui aveva un senso storico molto forte, conosceva bene la storia, leggeva libri di storia, ma il suo passato, lui diceva: il passato per me è come una minestra riscaldata, non mi interessa. Questo è vero, sì, non gli piaceva ripensare alla sua infanzia, proprio per niente. Infatti, siccome invece a me mi interessava quelle rare volte che mi parlava della sua infanzia, mi era sembrata molto curiosa, interessante, ho dovuto
forzarlo a metterlo lì e dire no, adesso parliamo della tua memoria. E sono venute fuori delle cose molto tenere anche, perché lui aveva un padre architetto veneziano, che però metodico. Lui ogni anno andava a Venezia a trovare i suoi amici, finché questi amici sono morti tutti, perché erano piuttosto anziani, ma per tutta la vita, per 60 anni è andato a Venezia ogni anno, andava a trovare i suoi amici, conversava con loro, finché a un certo punto sono morti tutti e lui non è più andato a Venezia, poi è morto anche lui. E poi un'altra cosa curiosa di questo padre è che lui dipingeva dei quadretti sempre di Venezia, però era talmente legato a questi quadretti, non è che li vendeva, lui li faceva per sé, però non li voleva regalare perché era affezionato a questi quadretti. Allora se uno gli diceva ma guarda questo quadretto mi piace tanto, perché non me ne dai uno? Lui faceva ti faccio la copia. Mi faceva la copia, ma non dava via quel quadretto di Venezia per nessuna ragione al mondo. E era un uomo appunto rimasto legato. Invece la madre era una donna un po' frivola, forse lui ha sofferto di questa frivolezza della madre, d'altronde si vede nei suoi libri, e quindi diceva che non capiva niente, diceva che era un po' ignorante, che non aveva studiato. A quell'epoca le donne spesso non studiavano, non c'era l'accesso agli studi, perlomeno agli studi superiori, eccetera, quindi spesso le donne erano lasciate in Questo, ignoranza. non so, può essere il motivo per cui Moravia, insomma, le figure femminili non è che le raffiguri in modo così positivo. Beh, no, dipende. La figura della madre è sempre vista con una certa, come posso dire, un giudizio piuttosto severo. Ma le donne no, basta pensare alla ciociara per dire no, lì anzi c'è una madre molto affettuosa verso la figlia, c'è una... Dipende poi dai libri, perché anche sto pensando come si chiama il film, il libro da cui ha fatto il film Bertolucci, no? Dove viene il titolo? Vabbè, mi verrà. No, l'indifferente è il primo libro, vabbè. Qualcuno ha detto? La noia. No, non è la noia, no. Il film di Bertolucci, famosissimo. Non è il Novecento. Vabbè, adesso mi verrà, scusate, ma quando sono tanto stanca poi mi viene la memoria, come vedete gli incendi sono spariti tutti, non ci sono nemmeno uno, sono andati via. Comunque, appunto ci sono dei bellissimi personaggi. Il film che ha fatto Bertolucci è quello in cui si racconta la storia dei due fratelli Rosselli, no? Quelli che sono stati uccisi a Parigi. Poi c'era la Sandà giovane, la Sandrelli, no? Foi un film famosissimo, molto bello, e lì le figure femminili per esempio sono molto belle, quindi non direi che sì, bravo, conformista, che è il secondo libro che lui ha scritto, che molti hanno considerato un libro poco riuscito. Secondo me invece aveva insomma, racconta cos'è stato il fascismo in quell'epoca, e poi questa storia dei due fratelli Rosselli, tra l'altro erano cugini, perché erano suoi cugini i Rosselli, e il fatto che siano stati poi uccisi per modo terribile a Parigi, insomma lui gli ha raccontato questa storia, e poi il film di Bertolucci è molto bello, uno dei più belli che lui ha fatto. È vero che hai imparato la matematica in modo un po' curioso? No, beh, quando eravamo in campo di concentramento, dove non c'erano libri, non c'era niente, e i miei genitori, naturalmente in 2 anni, hanno cercato un po' di insegnarmi delle cose, no? Quindi mio padre mi insegnava la matematica, e siccome io ero un po' dura perché la matematica non è che mi piaccia tanto, mi ha insegnato per esempio la tavola pitagorica cantando. Beh, e in effetti io ho scoperto che cantando si impara molto meglio le cose, si abbina, no, la musicalità
col numero, e io so che ho imparato benissimo, ancora adesso se io non mi ricordo una moltiplicazione la canto e mi viene in mente. 6 per 6, 36. A proposito di canzoni, ti vorrei chiedere il tuo rapporto con la musica. Ho letto che hai conosciuto tanti cantanti, anche Maria Callas, e tanti musicisti sono stati nella tua vita e sono presenti anche nei tuoi testi. Che rapporto hai con la musica? Dunque, io sono cresciuta con la musica classica, venivo da una famiglia che aveva proprio il culto della musica classica, alcuni suonavano il pianoforte, nella mia famiglia c'era un lato di scrittori e un altro lato di musicisti, quindi la musica in famiglia mia era molto presente, però come ho detto era musica classica. Mia nonna era una soprano lirica, si suonava il pianoforte, eccetera. E poi naturalmente, e devo dire che nella mia prima giovinezza, quando ero adolescente, mi ricordo che per me le canzoni erano qualcosa di un po', non posso dire, un po' volgare, no? Era qualcosa di un po' inferiore. Poi, però questa era prima che nascessero i cantautori. E i cantautori hanno nobilitato la canzone, che allora la canzone era considerata qualcosa di molto plebeo, non so come dire, rispetto alla musica classica, no? E invece poi appunto i cantautori hanno introdotto un elemento di personalità, di inventiva, di creatività che è diventata, che poi ha nobilitato molto la musica classica. La musica, infatti si chiamava leggera, no? Musica classica e musica leggera. La Callas era una donna straordinaria. Io l'ho conosciuta perché lei era amica di Pierpaolo, di Pasolini, e un giorno Pasolini mi ha detto: sai, vieni con noi in Africa. Ho detto: ma veramente? Dico, strano. Io l'avevo vista solo sul palcoscenico, mi sembrava una creatura magnifica, ma voglio dire molto imperiale, molto lontana dalla vita comune. E in effetti lei sul palcoscenico era una donna importante, veramente una regina, diciamo così. Invece quando è arrivata con la sua valigetta, che dovevamo fare questo viaggio in Africa, siamo stati nel Mali insieme, ho subito visto che era un'altra creatura, cioè dal palcoscenico alla vita cambiava totalmente. Poi avendola conosciuta meglio, avendola frequentata, ho capito che addirittura lei è una bambina, era come una bambina indifesa, fragile, ma faceva una grande tenerezza, è esattamente il contrario di quello che stava sul palcoscenico, no? Ma è vero che si innamorò di Pasolini? Come? Certo, no, ma tutti e due, solo che Pierpaolo lo considerava un amore platonico, un amore, diciamo così, fraterno, insomma, e lei invece nella sua ingenuità, come dico, da bambina, pensava di guarirlo e di farlo e di sposarlo, però a 50 anni non è che tanto facilmente una persona guarisce dalla sua omosessualità, quindi evidentemente sbagliava tutto, però lo faceva con molto candore, con molta appunto, con qualcosa di una grazia infantile che metteva tenerezza in questo. Lei mi ha detto varie volte che aveva sbagliato tutto nella vita, perché lei ha detto, io ho dedicato tutte le mie energie alla musica, e in effetti lei sapeva molto bene che aveva un rapporto molto intenso, vero, profondo con la musica, no? Tutto il resto l'aveva trascurato, per esempio l'amore, per esempio l'amicizia. E infatti mi ha detto che aveva sbagliato tutto. Dice: oh, ma cosa ho sbagliato con quello, il greco, come si chiamava? Onassis. Mi ha detto le cose tremende di quest'uomo. Però dice: vedi, io ho sbagliato, adesso risbagliava di nuovo con Pasolini, ma no, perché Pasolini era un uomo dolcissimo, gli ha voluto bene, è stato molto affettuoso, però chiaramente ha sbagliato nel senso che non era l'uomo della sua vita, insomma. Poi lei in questo era curiosa, perché per esempio lei era miope,
E allora poi non c'erano le lenti a contatto, quindi lei quando cantava, poi non poteva cantare con gli occhiali, no? Quindi prima di andare in palcoscenico, prima di uscire a cantare, andava sul palcoscenico, toccava tutta la scena per capire bene, no? come era, questo me l'ha raccontato lei. Una volta uno scenografo mi ha detto, ma proprio scemo, dice, prima che io andassi in scena ha avuto l'idea di fare un laghetto, dice era la Ida, allora lui ha fatto un lago, lei non lo sapeva, è uscita e è andata dentro con tutti i vestiti, con tutte le scarpe, e io ho detto, e che hai fatto? Ci ho fatto finta di niente, vabbè. Dico, ma il direttore lì ti ha visto, avrà detto qualcosa, ma io il direttore non l'ho mai visto. Ci ho detto, ma come? Come non l'hai mai visto? Dice, guarda, ti posso dire con molto orgoglio che io per la mia miopia non ho mai visto il direttore d'orchestra, dice, però non ho mai sbagliato una nota. Beh, questo si dimostra alla sua, cioè non è che era una leggerezza, era una forza, perché era talmente brava che lei sapeva tutta a memoria e intuiva dove il là che gli dava il direttore d'orchestra, però non lo vedeva, almeno non lo distingueva perché vedeva tutto molto confuso. Mi è sembrata una storia bellissima questa qua. A proposito di Pasolini, visto che abbiamo parlato di questo rapporto tra la Callas, hanno fatto insieme a Pasolini il film La Medea, no? Sì. Che tra l'altro è un film a cui questo sono molto affezionata perché lo studiai, sì, fece una tesi proprio sulla Medea di Euripide, però fece un confronto con la Medea di Pasolini, perciò sono molto affezionata a questo film. Ecco, però quest'anno è stato anche un anniversario importante, è stato l'anniversario 40 anni della morte di Pierpaolo Pasolini. Che abbiamo visto in tante televisioni, so che sei intervenuta proprio come amica. Sì, ho fatto il comitato, ecco, per le onoranze. Che cosa pensi della morte di Pierpaolo Pasolini e che ricordo hai di Pierpaolo Pasolini? Ricordo, potrei parlare 2 ore e mezza. No, era un uomo straordinario, era un uomo curiosamente era un uomo contraddittorio come tante persone nella vita, era molto introverso e chiuso e silenzioso, parlava pochissimo. Infatti lui andava molto d'accordo con Alberto perché Alberto era un grande conversatore, un raccontatore di storie, rapporti facili con le persone, lui invece era silenzioso. Però ed era mite, era l'uomo più mite che abbia veramente conosciuto, mentre quando scriveva diventava aggressivo. Infatti chi non lo conosceva di persona pensava di lui che fosse una specie di furia, un uomo violento, aggressivo, invece non era così, era solo quando scriveva gli veniva fuori la provocatorietà, perché era la sua una forma provocatoria, no? Di critica alla società fatta attraverso la provocazione, quindi era provocatorio, però appunto conoscendolo nella vita era la persona più dolce che si possa immaginare. Infatti era curiosa questa contraddizione, lui non si arrabbiava mai, non litigava mai, non aggrediva mai nessuno, era sempre, d'altronde a sentirlo si sente che ha una voce molto dolce, molto suave quasi. Sulla sua morte dicevi? Beh, la sua morte è rimasta un mistero, è un mistero, ancora noi sappiamo che non è stato Pelosi il ragazzo che si è accusato della sua morte, perché l'ha detto lui stesso, ha detto non sono stata io, ma noi gli amici l'abbiamo detto subito, perché non è che era stato un colpo di pistola, era stata una corpo a corpo, una lotta feroce in cui Pierpaolo era coperto di sangue e l'altro non aveva neanche una goccia di sangue, quindi c'era qualcosa che non tornava. Pierpaolo era un uomo fortissimo, muscoloso, agile, giocava a calcio, atletico, aveva 50 anni, ma insomma era un ragazzo anche fisicamente, quindi non tornava
il racconto di questo ragazzo, però gli hanno creduto, sai, quando c'è un colpevole che si dichiara colpevole, il caso è chiuso, buonanotte. E invece noi abbiamo subito detto che non era possibile che era stato lui. Però le cose sono andate avanti così finché dopo 30 anni il giovane Pelosi ha detto non sono stato io, che probabilmente aveva paura, non lo so, comunque ha detto c'erano delle altre persone, cosa che noi avevamo detto, che sicuramente c'erano altre persone lì, perché non puoi, appunto, se fosse una pistola è semplice, ma a bastonate, a calci e pugni da solo uno erano più persone, però non ha detto chi, capisci? Quindi la cosa è rimasta in sospeso. Le possibilità sono diverse, una è quella dei famosi servizi deviati, di cui che potrebbe essere, è una possibilità, alcuni credono che sia così, perché lui aveva detto io so, no? Tutta la storia di Celtis, di Ammattei, lui ha detto io so ma non ho le prove, pericoloso dire questo, perché naturalmente sei più esposto, e questa è una. L'altra, infatti gli hanno poi rubato il manoscritto, cioè. L'altra è la possibilità che invece ci fosse un gruppo semplicemente di criminali, delinquenti che lo volevano far fuori, e devo dire che è curioso perché adesso tutti in qualche modo sono incantati, affascinati da Pasolini. In quegli anni, negli anni 70, quando è stato ucciso, c'era una campagna contro di lui molto diffusa, molta gente lo detestava e lo aggrediva, insomma lui era stato minacciato tante volte, quindi c'era un'atmosfera molto negativa nei suoi confronti. Quindi questo potrebbe essere, oppure, insomma, ci sono tante possibilità, ma la verità non la sappiamo. Io spero, perché credo che un paese abbia diritto di sapere come è morto uno dei suoi più grandi poeti, no? Credo che sia un diritto, però siccome questo è un paese dei misteri, dove ancora ci sono parecchi misteri che non sono stati risolti, e ce ne sono parecchi, tra cui non so, la bomba di Bologna, la bomba di Milano, eccetera. Si arriva a trovare gli esecutori, ma dietro cosa c'è? Qual è la ragione? Non si sa. E io credo che purtroppo Pasolini fa parte di quei misteri. Ecco, io adesso abbiamo preparato anche un po' di musica, visto che sappiamo che ami molto la musica. Cervo è chiamato il borgo della musica. E immagino che ci abbiano raccontato bene. Allora abbiamo invitato il pianista Diego Genza che ci farà ascoltare sì, è anche un compositore, sì, ci sono anche i ragazzi, poi adesso verranno anche qua anche loro, e ci suoni un tuo pezzo.
Cammino rapido in mezzo a una strada quasi cancellata dalla nebbia. Un vento secco e cattivo mi fa socchiudere le palpebre, mi toglie il respiro. Mi chiedo dove sono e dove sto andando. Dal muretto di mattoni sbreccati, carico di rampicanti che scorgo alla mia sinistra, mi sembra di riconoscere la strada che porta alla scuola in cui insegno. Non vedo a 2 metri di distanza, avanzo a fatica, forzando quella parete di vento e nebbia. Improvvisamente quasi inciampo in una bambina che cammina lesta, avvolta in un cappottino rosso da cui esce un collo bianco e lungo. Faccio per dire mi scusi e scavalcarla, ma qualcosa in quella bambina mi blocca in mezzo alla strada, stupito. Il cappottino rosso, i capelli castani raccolti in una coda dietro la nuca, con qualche ricciolo biondo che sguscia disordinato, la camminata ciondolante, un poco sghemba. Ma è mia figlia, mi dico e grido: Martina! La vedo fermarsi in mezzo al marciapiede e voltarsi frettolosa come se le avessi gettato un sasso. La bambina gira la testa e mi osserva sorridendo, ma senza muovere le labbra. Non è Martina, penso deluso. Eppure qualcosa le accomuna. Ma cosa? Ah, certo, la camminata. Come Martina, la bambina procede con quel passo che io scherzosamente chiamavo da papera. Le punte dei piedi divaricate, la marcia decisa ma un po' sbilenca. Ha gli occhi grandi, di un colore indeciso fra il verde e l'azzurro. Sembra canzonarmi, sfidarmi, non capisco. Ha lo sguardo candido e determinato di una bambina che si pensa già adulta. Una piccola Alice, penso, quasi avessi davanti la ragazzina delle meraviglie che sa attraversare gli specchi e calarsi senza pericolo dentro i pozzi più profondi. Sto per dirle buongiorno, proponendomi di fare un piccolo inchino, come nei giochi con mia figlia, quando la mattina, vedendola apparire avvolta nel suo kimono rosso, le accennavo una riverenza e la salutavo. Buongiorno, madamina, ci prepariamo per la scuola. Ma quando mi piego in un goffo e burattinesco inchino, la vedo di nuovo di spalle che si allontana, decisa sul marciapiede, facendo ciondolare la cartella marroncina mentre la coda di cavallo le saltella sul collo candido. Il cuore prende a trottare, una tenerezza straziante mi stringe la gola. Vorrei correre, fermarla, chiederle dove stia andando, come si chiami, perché cammini a quel modo, proprio come mia figlia, pur non essendo mia figlia. Mi sveglio con un grido. Una improvvisa ombra scura ha cancellato la figurina che procedeva davanti a me con tanta gioiosa sicurezza. Al posto del suo corpo di scolara ho visto d'un tratto una frotta di uccelli bianchi e neri gracchianti che svolazzavano, correvano, giravano in tondo, emettendo versi gutturali. Questa lettura e tutte le prossime letture sono a cura di Lidia Carli nel Teatro Spazio Vuoto di Imperia. La ringrazio moltissimo per essere qua con noi. Come vedete ci sono anche dei ragazzi qui alle nostre spalle che hanno letto il libro che adesso andiamo a presentare, La bambina e il sognatore, l'ultimo romanzo meraviglioso di Dacia Maraini. E allora ho invitato qua uno di questi ragazzi. Ecco, presentati. Mi chiamo Andres, ho 13 anni, frequento la terza scuola di San Bartolomeo al Mare e con la nostra prof nell'ultima settimana abbiamo letto il libro La bambina e il sognatore. Questo libro mi ha appassionato molto perché a mio parere è veramente una storia molto bella, è una storia che lei ha fatto anche dei collegamenti con dei fili di attualità, parlando anche della storia del leone che un dentista americano ha pagato per ucciderlo. Questa è una cosa molto bella perché ci sono storie che raccontano un po' storie di fantasia, ma sentire anche storie reali o verosimili secondo me è più bello. Grazie. Grazie Andrea.
Adesso vorrei fare Prego. Una considerazione. La scrittura, come la pittura e la musica, è un'arte. Quando lei inizia a scrivere una storia, questa storia ce l'ha già in mente dall'A alla Z, e l'ispirazione nasce improvvisa oppure la cerca? Bene, grazie Andrea. Allora, intanto grazie per aver letto il libro e per aver detto alcune cose che naturalmente mi fanno piacere, che l'hanno appassionata. In quanto alla domanda, rispondo con una metafora. Allora, di solito il personaggio viene a bussare alla mia porta, io apro la porta e il personaggio entra, mi racconta la sua storia e poi se ne va. Quando il personaggio, dopo aver bevuto un caffè, dopo aver preso dei biscotti, mi chiede la cena e poi mi chiede il letto per dormire, ecco, e vuol dire che il personaggio si è impiantato nella mia fantasia, nella mia immaginazione, ed è arrivato il momento di scrivere un libro. Quindi diciamo che per me comincia sempre con un personaggio che viene a bussare alla mia porta. Se vuoi è un po' pirandelliana come metafora, però calza proprio bene, è quello che in effetti succede a me. Non è che sempre sia così, ogni scrittore ha il suo metodo. C'è chi comincia da una storia già preparata, che si segna tutto al tavolino, c'è chi comincia da un'immagine storica, c'è chi comincia da un ricordo. Io comincio da un personaggio. Poi l'altra parte della domanda era se l'ispirazione, questo vabbè, l'ispirazione, se poi dicevi se vado fino in fondo, sì. In realtà no, nel senso che quando io comincio una storia, cioè un'avventura insieme con un personaggio, non so come va a finire, non lo so, perché vedi, una cosa è scrivere un saggio, scrivere un libro in cui uno ha già in mente tutta la struttura. Il romanzo è un po' più avventuroso, è un po' più misterioso, perché pesca in zone anche molto sconosciute di noi stessi, no? E infatti il romanzo ha bisogno di un tempo, di uno sviluppo, di un tempo, e in questo tempo le cose cambiano. I personaggi, fra l'altro, ti dicono loro che cosa, è un po' proprio come dice Pirandello, l'hai letto Se personaggi in cerca d'autore? No, avrai il tempo di leggerlo. È un bellissimo testo, è un testo teatrale, no? Però ci sono, metti come qui, sul palcoscenico, degli attori che stanno provando una storia, e dal fondo della platea, è molto importante che la platea è vuota, è buia, che è proprio un po' come se fosse l'inconscio collettivo. Da quella platea vengono su, questo racconta Pirandello, dei personaggi vestiti di nero, e allora quelli gli dicono: cosa volete, che fate qua? E quelli sono dei professionisti, stanno recitando una storia. Cioè, noi stiamo recitando una storia. Allora loro dicono: sì, voi state recitando una storia, ma noi siamo la storia. Tu capisci la differenza? Cioè, di fronte al fatto che loro dicono noi siamo la storia è la nostra. Non è una storia raccontata per essere rappresentata, noi siamo i personaggi. E naturalmente loro si tirano in disparte un po' spaventati, perché effettivamente è curioso trovarsi davanti a uno che dice: no, non è che io sono il tuo personaggio, io sono il personaggio, sono più forte di te, in un certo senso sono più forti degli attori, perché sono loro che raccontano la loro storia, e naturalmente diventa molto drammatica la loro storia. Ecco, questo per me, la mia esperienza con la narrazione è un po' questo. Ti convince questo discorso? Sì. Grazie Andrea, grazie. Andiamo Giulia. Sì, vieni. Buongiorno a tutti. Anzi, buonasera.
Noi in classe stiamo leggendo il suo romanzo che ha catturato la nostra attenzione fin dalla copertina. Sono rimasta molto. Bella, sì. È un pittore austriaco, pensate. Hai visto che all'inizio si parla degli uccelli bianchi e neri, eccetera. Lui l'ha rifatto, tale qua. Volevo sapere se sono rimasta sorpresa che nel sogno il maestro ricordava che intorno alla testa della bambina giravano uccelli bianchi, gabbiani. Volevo sapere se lo conosceva già questo dipinto prima di scrivere il libro o l'ha capito dopo. Che bella domanda, Giulia. C'è stata una compensazione, nel senso che io nel racconto che ha letto lei, come ti chiami, no? Che ha letto Lidia, si parla di uccelli bianchi e neri. Poi in effetti io parlo di uccelli bianchi, però effettivamente ci sono queste presenze che sono un po' inquietanti, no? Perché coprono la faccia della bambina, è come se la assediassero, un po' come stare nel film di Hitchcock, in cui ci sono gli uccelli che diventano una presenza un po' assillante, simbolica, perché i poveri uccelli non aggrediscono mai gli esseri umani. Però c'è questa presenza, no? Un po' inquietante, che poi è una presenza curiosa, perché gli uccelli sono il nostro rapporto con l'aria, il cielo, no? Perché loro volano e quindi stanno se dobbiamo guardare, dobbiamo guardare in alto. Quindi effettivamente rappresentano simbolicamente qualcosa che è tra la terra e il cielo, quindi qualcosa che è aereo. Noi poi li abbiamo talmente invidiati gli uccelli che abbiamo fatto gli aeroplani, no? Che dici tu? Gli aeroplani, lo sai, che sono fatti proprio sul modello dell'uccello, cioè il corpo e le ali molto più grandi rispetto al corpo e volano proprio con quella struttura. Se vedi i disegni di Leonardo da Vinci, vedi che lui parte proprio da un'aquila, da una falco, perché ha studiato a lungo il parallelo fra appunto il rapporto fra le ali, il corpo centrale, il peso, la struttura, vedi che ci sono dei disegni bellissimi su questo argomento. Quindi effettivamente, simbolicamente, credo che gli uccelli sono per noi molto importanti. Infatti ci pensi che gli angeli hanno le ali? Sono degli uomini ma volano, uomini, insomma non si sa che sesso abbiano gli angeli, però diciamo che sono degli esseri viventi che però hanno le ali. Tu l'hai mai visto un angelo? In foto è bellissimo questo che dici tu, Giulia. No, è bellissimo perché è come se dicesse, ma in realtà esistono, mi sono vista in foto, non è un disegno, l'ha vista in foto. Non so, io mi ricordo ancora che in Sicilia quando ero piccola si faceva una festa, adesso non mi ricordo la festa di un santo del paese, c'erano dei bambini che venivano attaccati poveretti a delle corde e poi li mettevano nelle ali, volavano, però non ti è mai successo. Meglio così, a cerco non si usa. Va bene, grazie. Grazie Giulia. Chiamiamo Martina. Intanto, ecco, abbiamo letto prima, Lidia ha letto l'incipit di questo romanzo che proprio descrive questo sogno del maestro Sapienza. Ecco, come mai è iniziato proprio da questo sogno? Che poi è un po' il motore di tutta la vicenda, no? In questo libro i sogni sono molto importanti, ma perché io penso che i sogni ci parlano. I sogni sono la parte più sconosciuta di noi, no? Questo c'è la psicanalisi per saperlo. Però il linguaggio dei sogni è un po' misterioso, non si capisce bene, è criptico. Per me il sogno è più un sintomo, è come la febbre, insomma un sintomo che ti dà un segnale più che veramente dirti qualche cosa di preciso. Lui, questo maestro, per chi non ha letto il libro, è un maestro elementare che ha a che fare con dei bambini.
lui ha perso una figlia di 8 anni, morta di leucemia, e questa cosa non riesce a superarla, perché questa bambina lui l'aveva voluta tantissimo, era proprio così felice di averla, che la perdita è stata una cosa terribile. E allora lui simbolicamente fa un viaggio nel mondo delle ombre. Sapete Orfeo, no? Orfeo fa un viaggio per andare a cercare Euridice nel mondo delle ombre. Era proibito agli esseri umani andare nel mondo delle ombre, però Orfeo era talmente bravo a cantare che a un certo punto gli aprono le porte e dico va bene, entra. Ecco, poi lui prende in mano questa Euridice, però poi la perde perché si volta a guardarla. Ecco, un po' simbolicamente questo maestro è come se continuamente facesse un tentativo di entrare nel mondo delle ombre, solo che nel mondo delle ombre ci sono le ombre, non so come dire, accadono delle cose terribili, è un po' l'inferno, è Dante che va all'inferno, no? E infatti lui cosa scopre? Cercando di capire il mondo dei bambini che muoiono e che scompaiono, perché scompare contemporaneamente una bambina nella sua scuola, nella scuola dove insegna, che ci sono moltissimi bambini che scompaiono. Questa è una realtà, non l'ho inventato io. Infatti anch'io mi sono dovuta informare, sono andata a parlare con i miei amici di Amnesty International, mi hanno dato un sacco di materiale, poi nel libro ci sono anche delle statistiche, migliaia di bambini in Europa che scompaiono ogni anno, una parte si trovano, una parte non si trovano mai più. Ecco, allora ecco, il regno delle ombre è un po' questo, no? Il regno del mistero, ma anche della paura, della morte, così. Ecco, e quindi questo simbolicamente, poi nella realtà è un uomo che cerca di capire come è sparita questa bambina che assomiglia tanto a sua figlia e cerca di coinvolgere la classe, della sua classe in questa ricerca, e capisce che l'insegnamento, se è fatto attraverso il racconto, una narrazione, li coinvolge molto di più. È una cosa straordinaria. Lui capisce che ai bambini bisogna parlare attraverso i sensi, perché il racconto si rivolge ai sensi, non soltanto, no? Cioè l'apprendimento non è un fatto soltanto cerebrale, è una cosa che riguarda proprio il corpo intero, i sensi. E i racconti, infatti gli antichi usavano le favole per questo, per far capire il mondo, far entrare nel mondo i bambini. E però le favole erano tremende, erano una violenza terribile. Voi pensate da Capuccetto Rosso a Cenerentola, sono tutte storie terribili, no? Ci sono morti, persone che scompaiono, ecco. Perché si pensava che la favola, questo lo dice anche Bettelheim, che è un grande studioso di favole, che il bambino dovesse conoscere fin da piccolo il male per poterlo affrontare da grande. Poi invece è venuto Walt Disney e le favole sono diventate una cosa stucchevole, sono diventate una cosa tutta sdolcinata non aiutano più a capire il male. E allora in un certo senso lui cerca di recuperare quel tipo di insegnamento fatto attraverso il racconto. In questo libro, che è anche un giallo, come dicevamo, e ci sono in effetti molti spunti d'attualità e anche alcune parti anche abbastanza sconvolgenti, nello stesso tempo è ricco di immaginazione e, come dicevi prima, appunto di tante favole, perché la bambina che ha questo cappuccino rosso un po' ci ricorda appunto Cappuccetto Rosso, c'è Alice nelle Paese delle Meraviglie, c'è una favola dei fratelli Grimm, più favole. Tante favole, infatti ne abbiamo scelta una con Livia e adesso la leggiamo. C'era una volta un re che aveva un figlio molto intelligente, ma anche molto testone. Il
padre lo mandò a una famosa scuola religiosa perché imparasse il latino e la teologia. Quando, dopo un anno di studi, il ragazzo tornò al castello, il padre gli chiese: «Ebbene, cosa hai imparato?» E lui rispose: «Ho imparato il linguaggio dei cani». «Come? Il linguaggio dei cani? E il latino e la teologia?» Il ragazzo non disse che aveva ben studiato il latino e il greco, ma che riteneva soprattutto importante avere imparato il linguaggio dei cani. Il padre lo punì mettendolo a pane e acqua. Quando venne l'inverno, il re decise di provare una strada diversa, mandando il figlio a un'altra scuola religiosa, più severa ed esigente, perché imparasse la storia e la geografia, oltre alla religione e alla teologia. Il ragazzo andò, studiò e tornò. Ma quando il padre gli chiese cosa avesse imparato, lui rispose che aveva appreso la lingua delle rane. «Come? Io spendo un sacco di soldi per farti studiare e tu, invece di applicarti al latino della Chiesa, che ti potrebbe essere utile e ti aiuterebbe a diventare un dotto, mi dici che hai imparato la lingua delle rane?» Quando faccio una pausa, vedo tutti i colli protendersi per capire perché mi sono fermato. Segno che stanno attenti e non perdono una parola. «Allora, signor Maè?» Cosa fece il re padre, molto contrariato e offeso? Riprendendo, gustando l'attenzione e il silenzio che la storia suscita, fece frustare il figlio e lo mise a pane e acqua. «Da qui non uscirai che per andare a tagliare la legna nel bosco. Non sei degno di essere figlio di un re», gli disse, e il povero ragazzo ubbidì. Non disse al padre che aveva imparato la geografia e la storia, materie che considerava scontate. Per lui valeva solo avere imparato una lingua che nessuno conosceva, la lingua delle rane. «E allora, signor Maè?» Adesso non sono solo Francesco e Michelina, Settimino e Alessia a seguire, ma tutta la classe. Tanto di cappello ai fratelli Grimm. Approfitto di quel silenzio e di quell'attenzione per ricordare qualcosa sui due favolisti tedeschi. Erano due fratelli mingherlini, ma con una testa piena di capelli e di immaginazione. Racconto. Sono nati a Hanau, uno nel 1785 e uno nell'86, e sono morti a poco tempo di distanza l'uno dall'altro. Sebbene sposati e con figli, hanno sempre abitato nella stessa casa e hanno scritto insieme, raccogliendo le antiche storie del popolo tedesco. Scrivevano favole, ma erano attenti alle cose del loro tempo. Pensate che hanno avuto il coraggio di protestare contro l'abrogazione della Costituzione liberale dello Stato di Hannover e per questo sono stati licenziati dall'insegnamento e deportati. Che vuol dire deportato, signor Maè? Vuol dire che sei cacciato dalla tua casa, dal tuo mondo e mandato all'estero, senza niente. Vai e arrangiati. Anche a lei potrebbero licenziare e deportare, signor Maè. Sotto una dittatura sì, certo, mi avrebbero già licenziato e deportato, ma noi siamo in una democrazia, non c'è nessuno che ti possa deportare se non combini qualcosa di grosso dal punto di vista legale. Intanto sento l'impazienza degli altri che vogliono sapere come va a finire la favola dei fratelli Grimm. Allora, signor Maè? Allora succede che il re pensa e ripensa, decide di provare un'altra volta. Dopotutto, quello era il suo unico figlio e sebbene lo considerasse un poco idiota, voleva dargli un'altra possibilità. L'ultima però, si disse. Dopodiché, se perde ancora, lo caccerò via e non sarà più mio figlio. Così lo spedì in un'altra città, a un'altra scuola, tenuta da un gran maestro, specializzato in teologia e studi dell'antico latino. Il ragazzo partì, studiò, tornò dopo un anno. Il padre lo abbracciò, vedendolo arrivare più alto, più bello, con l'aria di saperla lunga. «Allora, che hai imparato, figlio mio?» E il ragazzo rispose: «Padre, ho imparato il linguaggio degli uccelli». Il padre si infuriò talmente che chiamò i servi e disse: «Questo ragazzo non è del mio sangue, non mi appartiene, è troppo idiota e io non voglio neanche vederlo. Portatelo nel bosco e uccidetelo».
I servi lo presero, lo legarono e lo portarono nel bosco. Ma quando tirarono fuori i coltelli e videro il ragazzo che tremava, provarono pietà. Così lo liberarono e lo lasciarono ad arrangiarsi nella foresta. Tanto morirà di fame, si dissero. E al re, per dimostrare che avevano fatto il proprio dovere, portarono la lingua di un capriolo. E qui faccio una pausa, perché ho la gola secca. Aspettate che mi bevo un sorso d'acqua, dico. E mai come ora capisco l'importanza di quello che in letteratura viene chiamata suspense. Trattenere il fiato. Per sapere come procede e come va a finire una storia, fa parte di ogni racconto condiviso. Le storie sono dotate di un principio, di uno svolgimento e di una fine. Guai se manca uno di questi elementi narrativi, e i bambini, anche piccoli, lo sanno già. «Mamma, raccontami una storia», dice un bambino di 2 anni, e la letteratura comincia da quel momento. E la letteratura inizia da quel momento. Sì, credo proprio che il bisogno di narrazione fa parte della natura umana. Infatti quando dicono ma non si possono più raccontare storie, il romanzo è morto, il racconto è morto, la letteratura è morta, a me mi sembrano tutte sciocchezze. Sì, si può cambiare naturalmente il modo di raccontare, ma il bisogno di ascoltare storie appartiene alla natura umana e precede la scrittura, tant'è vero che la letteratura nasce orale, no? È stata per millenni orale, si tramandava oralmente, poi è venuta la scrittura e ci si è affidati alla scrittura, ma appunto per dire l'Odissea non è che è stata scritta in quel momento là, nell'800 a.C., è stata memorizzata e raccontata di generazione in generazione molto prima dei greci. Questa è la bellezza del racconto. Noi abbiamo un bisogno innato di ascoltare delle storie. Questa è una cosa bellissima dell'essere umano, in un certo senso lo nobilita, perché in effetti gli animali non ascoltano storie, quindi fa parte di quella cosa che è il linguaggio. Ecco, il racconto dei fratelli Grimm, che cosa vuol dire poi, no? Alla fine poi lui si salva perché conosce gli altri linguaggi, questa è la cosa bella. Simbolicamente vuol dire che sì, va bene, naturalmente lo studio è importantissimo, ma conosce i linguaggi altri. È un modo, come dire, conoscere gli altri popoli, le altre culture, è un modo per entrare nel mondo con piedi giusti. E addirittura conoscere il linguaggio degli animali. Gli animali, lì naturalmente è simbolica la cosa, però è bellissimo perché poi gli animali lo salveranno. Lui salverà, ma non solo, diventerà anche a sua volta re, sposerà la figlia di un re, diventerà ricchissimo, avrà il suo castello, tutto perché sa parlare con i cani, sa parlare con le rane e sa parlare con gli uccelli. A proposito di natura, abbiamo adesso un altro brano musicale che ci collega a questo tema della natura.
pezzo che aveva titolo, non l'ho detto, Come un prato. Ecco Martina, so che hai una domanda. La bambina con il cappotto rosso che il maestro Nani vede nel sogno e poi scompare potrebbe essere la piccola ebrea di Schindlerista. Ti ringrazio Martina, è curioso che spessissimo me lo chiedono e appunto tutti mi dicono ma è la bambina di Schindler List? Veramente no, è più quello che dicevi tu prima, è Cappuccetto Rosso. Cioè la mia ispirazione è stata Cappuccetto Rosso, poi forse di lontano anche la bambina di Schindler List col cappottino rosso, però per me un punto fisso della mia memoria infantile è Cappuccetto Rosso. Tu l'hai letto Cappuccetto Rosso o te l'hanno raccontata? La mamma ti raccontava le storie? Te le racconta le storie? Davvero? Le favole? Ti piacciono? Ecco, vedi, è bellissimo sentire raccontare le storie. Per i bambini è una necessità e anche gli adulti, naturalmente poi gli adulti leggono libri magari, però il racconto, la voce che racconta è una cosa molto bella. E tua mamma quali storie ti racconta? Per quelle classiche o anche se le inventa? Se le inventa qualche volta? Solito quelle classiche. E papà te le racconta qualche volta o no? Sì, quando ero piccola me le raccontavo. Oh, che bellezza! Mi fa piacere che siano dei padri che raccontano le storie, perché l'altro giorno ho incontrato un maestro elementare che mi ha detto, io a metà dell'anno di insegnamento mando a chiamare i genitori dei bambini a cui insegno. Dice, mi arrivano sempre le madri. Dice, ma dove sono i padri? Mi diceva lui. Perché noi un po', secondo me in maniera un po' sbagliata, abbiamo come demandato alle donne il concetto di maternità. Insomma, tutto quello che riguarda i bambini piccoli, no, riguarda le madri. E invece non è vero, perché i padri hanno un sentimento non solo di desiderio della paternità, no? Ma appunto anche di raccontare le storie come a una bambina dovevi essere una bambina deliziosa, tu piccola, già sei piccola adesso, più quando eri piccola, quanti anni c'hai? 13? Sembri più piccola, non è che ti sei castigo che sembri più piccola, no. Perché sei piccolina, ma minuta, ma bellissima naturalmente. Perciò dico, e guarda, non so se ti ricordi, tu l'hai letto Pinocchio, l'hai letto? Per esempio, Pinocchio si può interpretare in questo modo anche, che c'è un Geppetto, anziano, brutto, solo, povero, che però ha un desiderio enorme di avere un figlio, giusto? Ha tanta voglia di avere un figlio, è lecito, non c'è niente di male a volere un figlio. E anche la natura, la continuità della specie e la compagnia, no? E lui tanto lo vuole che siccome però non ha una moglie, non ha nessuno, se lo costruisce di legno, è così, no? Piglia un ciocco di legno e se lo costruisce. Però quando gli mette i piedi, il burattino dà un calcio, te lo ricordi? A Geppetto e scappa. Però Geppetto non è che se la prende a male, dice cosa ho fatto? No, lo rincorre per tutto il tempo delle avventure di Pinocchio fino a quando poi alla fine si ritrovano e lui diventa un bambino vero. È vero? Te lo ricordi questo? Diventa un bambino vero, quindi vuol dire che il sentimento di paternità forse è un po' censurato, forse è un rimosso, no? Ma io credo che sia una cosa poi poetica, bellissima. Tu che dici? Sei d'accordo con me? Oh, brava Martina. Ecco, a proposito, noi ci stavamo guardando, eravamo felici perché abbiamo proprio scelto questo passo sul tema della paternità dove racconta proprio questo di Geppetto. Uomo solo, dinanzi all'inutile mare, attendendo la sera, attendendo il mattino. I bambini vi giocano, ma quest'uomo vorrebbe lui averlo un bambino e guardarlo giocare. Perché mi ha colpito questa poesia di Pavese tanto da impararla a memoria?
per la solitudine che esprime o per la voglia di paternità che si materializza, improvvisa e inaspettata, di fronte allo scorrere del tempo e al movimento sempre identico del mare. Da quando ho compiuto 15 anni ho desiderato diventare padre, non saprei dire perché. Se mi accoppiavo con una donna, fantasticavo sul figlio che sarebbe potuto nascere. Una volta, con una prostituta da cui mi hanno trascinato i compagni di classe, ho fatto l'amore furiosamente, cercando di scacciare via il pensiero che se avessi avuto un figlio da lei non l'avrei mai saputo. Fin da quando Anita e io ci siamo fidanzati e avevamo tutte e due 20 anni, ho preso a parlarle del figlio che avremmo fatto insieme. Lei non voleva pensarci. Se verrà lo accoglieremo, mi ripeteva. Io invece facevo progetti, sceglievo già il nome. Volevo comprare una culla prima ancora che fosse stato concepito. Lei rideva di me. Perché tieni tanto a un figlio? Pensi alla discendenza? Mica sono un aristocratico, che me ne importa della discendenza? Voglio un figlio e basta. E se fosse una femmina? Tanto meglio, non mi importa se maschio o femmina, voglio un figlio da portare a scuola. Ancora non è nato e già pensi alla scuola? Ne passano di anni, sai, prima che cammini da sola e se ne vada a scuola. Ma nella mia immaginazione c'era un giovane padre che accompagnava a scuola il suo bambino. Il fatto è che tu non hai mai avuto un padre che ti accompagnasse a scuola e non vedi l'ora di poterlo fare tu. Nemmeno mia madre lo faceva. Secondo me tu vorresti ricreare per tuo figlio una vita come avresti voluto la tua, ha sentenziato Anita. Sei stato un bambino così infelice solo che vorresti, attraverso un figlio amato e accudito, rimediare alle mancanze che hai patito da piccolo. Forse, non lo so, ho voglia di un figlio, che male c'è? Il perché non mi interessa, è una voglia profonda e priva di scopi. Si pensa che solo le donne abbiano di questi desideri, ma è una convenzione, una stupida distribuzione delle parti che non corrisponde al vero. I maschi, per me, lo rimuovono questo desiderio o lo reprimono, perché viene considerato femminile e quindi un tabù. Ma è profondissimo e forse ha a che vedere con la continuazione della specie. Non lo so, è un sentimento struggente e bellissimo. Saresti come Geppetto, insomma, talmente desideroso di avere un figlio da costruirsene uno con le proprie mani. Geppetto era vecchio, solo, non aveva una donna con cui fare un bambino, ma lo voleva, tanto che decise di costruirselo. Non ti pare un atto di presunzione? Perché non cercare una donna con cui concepirlo? Perché quel vecchio caparbio vuole tirarlo fuori dal legno, come un dio privo di fantasia? Geppetto vuole un figlio a tutti i costi, ma è brutto e anziano. Quale giovane donna lo vorrebbe? Porta pure un parrucchino ridicolo, ma chi se lo sarebbe preso? Geppetto è così innamorato del figlio di legno che è disposto a perdonarlo, qualsiasi cosa faccia, e lo insegue per tutto il mondo, finché non si incontrano dentro il ventre di una balena, ovvero dentro il ventre di una donna, lì dove nascono i figli veri. Può darsi che questo sia il significato simbolico. Fatto sta che si rincontrano, padre e figlio, dopo tanti anni di separazione, si abbracciano e si promettono di vivere sempre insieme. Tra l'altro, la sofferenza ha trasformato il burattino in un bambino di carne e ossa. Grazie Luca Carli. Questo maestro, è vero che è il tuo primo personaggio maschile, no? Come ti sei trovata a scrivere di un uomo? Di un uomo in prima persona. Sì. No, all'inizio ho avuto un po' di timore, perché c'è un'identificazione col personaggio, no? Quindi ho detto va. Poi semplicemente mi sono detto ma è un essere umano, no? Alla fine gli esseri umani sono esseri umani prima di essere donna e uomo, no? Poi ci sono le differenze, ma per me le differenze non sono biologiche. Quando si comincia a parlare di biologia sento scivolare verso il razzismo, quindi non mi piace parlare di biologia. Penso che le differenze sono storiche, vengono dalla storia, siamo figli della storia e quindi i fatti cambiano,
le cose cambiano. Se fosse biologicamente due razze separate non cambierebbe nulla. Invece ci sono tante cose che cambiano, però c'è qualcuno che non sopporta i cambiamenti, e lì vengono fuori i dolori, perché la storia cambia e bisognerebbe essere più arrendevoli verso la storia che cambia, perché purtroppo non c'è niente da fare. La storia cambia e noi dobbiamo in qualche modo adeguarci, cioè la saggezza porta ad adeguarsi alla storia, ai cambiamenti della storia. Chi si oppone ai cambiamenti della storia finisce in un vicolo cieco, finisce che diventa o violento o verso gli altri o anche verso se stesso. Purtroppo è così, lo vediamo oggi, anche questi fenomeni di fanatismo sono forme di blocco, come un blocco della storia, come se uno dicesse no, io non voglio andare avanti, non riconosco questo mondo, allora mi riferisco a un mondo arcaico, a un mondo del 600, non del 1600 d.C., ma che senso ha? No? È come se noi applicassimo le regole della Bibbia. La Bibbia è un libro meraviglioso, ma non possiamo prenderlo alla lettera, perché c'è la schiavitù, perché c'è la vendetta, perché ci sono tante cose che non appartengono alla vita di oggi. Noi siamo andati avanti, la storia è cambiata. Il fanatico è colui che in qualche modo vuole fermare la storia, e purtroppo però la vuole far fermare anche agli altri. Questo è il guaio, che ha una prepotenza, un'arroganza, una voglia di fermare la storia per sé e per gli altri. Questo porta dei disastri. Siamo in un momento, secondo me, in cui nel mondo internazionale sta succedendo questo, che c'è qualcuno che, terrorizzato dai cambiamenti, vuole fermare la storia, però la storia non si può fermare, quindi è pericoloso. Stiamo attenti. La tua voce è una voce di donna, di una scrittrice impegnata che non ha paura appunto di dire la sua opinione, no? Di dire come la pensa. Ti vorrei chiedere che cosa pensi, che cosa hai pensato dei fatti di Colonia. Ma penso che non si è capito molto bene se era una cosa organizzata o meno, perché questo è importantissimo, perché se fosse organizzata la cosa sarebbe piuttosto grave, no? Sarebbe un atto, diciamo, guerresco, insomma, non si sa. Però effettivamente il fatto che contemporaneamente in varie città tedesche ci siano state queste forme di aggressività verso le donne farebbe pensare che ci sia stata un'organizzazione, perlomeno in rete, ecco, non un'organizzazione politica, ma sempre politica, ma diciamo così, in una rete che ha passato questo parola d'ordine. E penso che sia una cosa orribile, perché vuol dire appunto quello che dicevo prima, voler fermare la storia. La prima cosa che si cerca di fermare è l'autonomia femminile, l'emancipazione femminile, perché le cose, chi non vuole che la storia si sviluppi, naturalmente se vuole che tutto si fermi, la cosa che più fa paura è l'emancipazione, primo dei popoli, cioè la libertà di pensiero, di parola, sono due cose fondamentali, e poi l'emancipazione delle donne, perché le donne rappresentano il futuro. Tutti i poteri del mondo, sempre, appena vanno al potere, si garantiscono due controlli: il controllo sulla morte e il controllo sulla vita. Il controllo sulla morte sono gli eserciti, le armi, le prigioni, i tribunali. Questo è il controllo sulla morte. Il controllo sulla vita è il corpo delle donne, da lì passa il futuro. Il controllo della vita per questo tutti i popoli del mondo hanno sempre avuto questa preoccupazione terribile di controllare il corpo femminile, no? Attraverso dei dogmi, attraverso dei precetti, attraverso delle morali, fino ad arrivare alla deformazione, alla mutilazione genitale, per dire. Io stamattina ascoltavo una trasmissione in cui si
dicevano che ci sono più di 4 milioni di bambine che vengono mutilate. È una cosa che mi ha molto colpito, perché dico, ancora siamo a questo punto, capisci? Evidentemente quello che cos'è? È il desiderio di controllare la sessualità femminile. Una volta si faceva in maniera molto più drastica, più violenta, più brutale l'intervento sul corpo femminile. Oggi avviene in maniera più sottile, più seducente, no? Proponendo dei modelli erotici, dei modelli che vediamo nella pubblicità, eccetera. Però che ancora sopravvivano queste forme di controllo sul corpo femminile è abbastanza curioso, insomma, è abbastanza terribile, diciamo così. Però questo avviene, questo ancora avviene nel mondo, questo terrore della libertà di pensiero, libertà di parola, no? Ora, quando mi dicono ma questi sono valori occidentali, io non credo assolutamente che sono valori occidentali, sono valori universali. Allora, se sono valori universali, valgono per tutti, non è che valgono per noi. Quest'idea balorda che siamo... Dobbiamo smettere di pensare che non dobbiamo noi, per carità, intervenire perché i nostri valori non sono nostri, sono di tutti. La libertà di parola e di pensiero non appartiene all'occidentale, non appartiene ai laici, appartiene a tutti, solo che ci sono delle condizioni storiche, geografiche, politiche in cui è difficile praticare. In Siria c'è una guerra civile, ci sono delle bombe che cadono, c'è la tortura, la polizia. Come fai a praticare la libertà di parola e di pensiero? No, non la puoi praticare. Quindi, ma non è che i siriani non siano capaci di apprezzare questi valori universali della libertà di parola e di pensiero. Questo io dico, perciò noi non dobbiamo toglierci quest'idea che siamo noi che abbiamo creato e che ci teniamo in mano con forza questi valori occidentali. No, sono valori universali e quanto tali vanno difesi in qualsiasi occasione. Tu che dici? Sei troppo piccola, però guarda che ci arriverai. Comincia a pensarci da ora cosa vuol dire la libertà di pensiero e di parola. Grazie a Maria. Grazie. E di figure femminili, ecco, abbiamo detto il protagonista è un uomo, però poi nel romanzo ci sono diverse figure femminili, c'è anche una preside, c'è la moglie del maestro che appunto lascia il maestro, però poi nel romanzo andando avanti insomma si ritroveranno, e c'è soprattutto la figlia che è mancata di Nani Sapienza e questa bambina che scompare. Adesso leggiamo un altro pezzettino che abbiamo trovato molto bello insieme a Livia, dove appunto si parla dei ricordi del maestro. Ecco dove si è arenato il nostro amore. Quel trio non era concepito per trasformarsi in duo. Non solo i nostri corpi si sono rattrappiti, ma anche la casa ha cambiato odore e forma. È diventata stretta e sgradevole, come un vestito vecchio che puzza di sudore. E sai che, non disponendo di una camicia pulita da indossare, sei costretto a mettertelo addosso comunque, con quell'odore che ti suscita disgusto. Eppure i ricordi gioiosi si fanno spesso largo in mezzo alle memorie dell'agonia. Una gita in barca sul lago, una cena sotto la luna, una corsa in bicicletta. Lei sedeva sul seggiolino dietro di me, mi teneva le braccine attorno alla vita e gridava: vai più forte papà, va più forte. Quante volte l'ho accompagnata a scuola parlando dei pianeti e della luna. Quante volte abbiamo mangiato insieme un gelato con la panna, come piaceva a lei, con molta panna papà, più panna che gelato.
quante volte abbiamo corso, dormito accanto in un treno affollato, nuotato, litigato, letto libri. Quante volte ci siamo arrampicati sul ciliegio del giardinetto della casa dei nonni per mangiare dei frutti, sporcandoci le mani e la bocca di rosso. Ecco, in questo passo c'è un po' il tema dei ricordi, no? Del maestro Sapienza nei confronti di questa bambina. Ecco, una cosa che volevo chiederti, questo nome, Sapienza, perché in effetti questo maestro ha un nome insomma importante, no? Sapienza da un certo punto di vista ci ricorda il vero sapiente, no? Nel senso socratico, però poi lui ha un atteggiamento con i suoi studenti, nel senso non è l'insegnante ex cattedra, ma si mette allo stesso piano dei ragazzi, anzi cerca di imparare da loro, di far ragionare. Che cosa, cioè secondo me questo è un modello di maestro? No, in questo caso non è un nome simbolico, nel senso la sapienza. Mi è venuto perché è un nome siciliano. Siccome lui è di origine siciliana, e infatti c'è a un certo punto il prete che gli dice: ma lei, il suo nome, dice, lei si sente sapiente? Lui dice: no, ma guardi che poi c'è una scrittrice siciliana, infatti Goliarda Sapienza, forse qualcuno la conosce, è una grande scrittrice, bravissima, è morta da qualche anno, ma insomma è una scrittrice siciliana, e mi è venuta da lì, il nome è venuto da lì, sì, non aveva un significato. Infatti lui è umile rispetto alla sapienza, non ha nessuna consapevolezza di essere sapiente, per niente, infatti è quasi un po' un paradosso. Ecco, a proposito, abbiamo pensato di concludere con una lettura dove si evince bene questa tecnica un po' della maieutica del maestro Sapienza. Signor Maè, ha saputo che Elena ieri è andata in Cambogia a cercare sua figlia e sembra che sia sparita pure lei? Cosa dici, Francesco? Cosa farnetichi? Sono notizie della radio di stamattina. Ma se l'ho incontrata meno di una settimana fa, la signora ieri, a casa sua, non pensava affatto di partire. È partita, signor Maè, è partita e poi è sparita. Dicono che è stata rapita. Ma non è possibile. Le avranno tagliato la testa, signor Maè? Strilla tutto allegro Settimino. Adesso, solo perché è sparita, le avranno tagliato la testa. Ma mica siamo tra i selvaggi. Beh, in questi giorni hanno tagliato la testa a un mucchio di gente. Io l'ho visto come si fa, insiste Settimino con la sua voce stridula. Dove l'hai visto? Su internet. Ho visto l'uomo nero che squarciava la gola a uno vestito di arancione e poi ho visto un altro con la spada che gli tagliava la testa. Io che sono grande non l'ho voluto vedere e tu che sei un bambino sei andata a guardare e me l'ha fatto vedere mio cugino che l'ha scaricato sul suo telefonino. Tuo cugino ha fatto una cosa sbagliata. Sono scene che dobbiamo rifiutarci di guardare. Osservandole diamo una soddisfazione ai terroristi e offendiamo la memoria di quelle povere vittime innocenti. Mettiamo la testa sotto la sabbia, signor Maè? Quanto più balordi stanno lì a bocca aperta come te a osservare le loro orribili prodezze, tanto più quelli si inorgogliscono, si sentono al centro della scena e si propongono di accelerare e moltiplicare le loro infamie. Bisogna ignorarli, questi orribili spettacoli, rifiutare di stamparne foto o mostrarle in rete. Vedi se non smetterebbero di tagliare gole. Beh, a me è capitato di peggio. Uno a cui cavavano un occhio con un chiodo curvo e un altro che tirava fuori dal petto un cuore vivo e se lo mangiava. Ma quello è cinema, Mariuccio. Quel sangue è pomodoro, non sangue vero. E come si fa a capire quando è sangue e quando è pomodoro? Probabilmente anche quello che hai visto tu è finto, anche quella testa che rotola sullo schermo è finta. Era vera, signor Maè. C'era il coltello che entrava nella carne, il corpo che ancora si muoveva dopo essere stato decapitato. Non vogliamo velare
parlare troppo di questo romanzo perché, come dicevamo, è anche un giallo, perciò è anche poi interessante scoprire come prosegue la storia. Quando ho finito di leggere questo romanzo ho avuto la solita sensazione di vuoto e di perdita, un po' di un amico. Però oggi averti qui e avere questo grande piacere e onore di ascoltarti così da vicino mi ha fatto un po' ritrovare anche il maestro Sapienza e ritrovarti, ecco, nelle parole del libro. Perciò ti ringrazio ancora, davvero. So che hai affrontato anche un viaggio un po' faticoso, però insomma, per noi è stato veramente una grande nozione, regalato questo piccolo bordo dai grandi sogni, veramente un grande regalo. Grazie a voi per essere stati qua, ad ascoltarmi con tanta pazienza, grazie. Abbiamo ancora un brano musicale che è dedicato al sogno, però prima c'è un omaggio, un piccolo dono per te e spiegherai di cosa si tratta. A nome di tutta la mia classe e del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi, di cui sono vice sindaco, vorrei darle questo calendario che abbiamo fatto noi. E sulla copertina abbiamo messo Malala e una sua celebre frase. Malala è il premio Nobel per la pace e auguro a lei, da Tamara Ilmi, di essere il prossimo premio per la letteratura. Secondo me è un premio meritatissimo, non solo per come scrive, ma per quello che scrive. Grazie ragazzi, lo dici tu ai tuoi compagni, come ti chiami? Sara, ma sai che parli benissimo? Potresti fare subito il sindaco del sei bravissima! Io alla tua età ero punta terrorizzata, era timidissima, tu sei vice sindaco già, perciò allora farai strada. Grazie Sara. Grazie. E la tua musica da sogno.
Dopo la mi fermerà ad autografare i libri che sono anche in vendita in questo oratorio. Do la parola all'assessore Alina Elena e al sindaco di Cervo, Gianpaolo Giordano. Grazie mille per essere qua. È stata una bellissima serata, una bella serata. In nome dell'amministratore, buongiorno. Grazie ancora, e secondo me questo oratorio si meritava un'autrice come Nadia Maraini. Il nostro oratorio è il nostro simbolo di Cervo insieme alla Chiesa, che purtroppo non è riuscita a mirare di giorno, ma vedrà che di notte è bellissima, con dei panorami fantastici. Cervo è bello, Cervo è cultura, come ha detto Lina, Cervo sono tante donne che grazie al sindaco riescono a lavorare insieme. Grazie ancora. Grazie, con un ringraziamento particolare a Diego Gente e a Lidia Cari. Grazie a Nicola, non so chi sia. Nicola! Adesso Nicola, per fortuna questa volta io spero che si sia sentita bene la voce, perché è stato veramente grande Nicola. Poi vi invito a tutti gli altri nostri appuntamenti culturali da Cervo di Strega alle 16 serate del Festival di Musica da Camera. Grazie.